Con il nuovo bando ISI 2022 l'INAIL mette a disposizione delle aziende che investono in prevenzione oltre 333 milioni di euro a fondo perduto. Tra questi oltre 21 milioni vanno solo alla Sicilia per sostenere la realizzazione di progetti per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il fondo del bando ISI per la Sicilia è suddiviso in 5 assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno utilizzati. Il primo asse, investimenti, è destinato in quota più grande, pari a circa 10 milioni di euro, suddivisi in 9 milioni e mezzo per i progetti di investimento e 300.000 per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Il secondo asse, movimentazione manuale dei carichi, prevede 2,3 milioni di euro per la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Lo stanziamento del terzo, amianto, destina alla Sicilia 5,3 milioni di euro per progetti di bonifica da materiale contenenti amianto, mentre il quarto, specifici settori, mette a disposizione quasi 700.000 euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nella ristorazione. L'importo del quinto asse va all'agricoltura, è riservato ai progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Un impegno di tutta la struttura regionale dell'INAIL diretto a fornire il supporto e la consulenza necessaria nelle aziende siciliane che vorranno investire alle aziende per migliorare la sicurezza dei propri lavoratori. Gli interventi che verranno realizzati forniranno un contributo all'economia regionale, come spiega il direttore regionale dell'INAIL Sicilia, Giovanni Asaro, che aggiunge: attraverso questi finanziamenti sarà possibile raggiungere un duplice obiettivo: più alti standard di sicurezza per i lavoratori e una maggiore competitività tra imprese che operano nel rispetto delle norme.